Siamo in montagna ed è tempo di fienagione, ma non solo, anche di lavori in bosco. Di questo Tiraterra di questa settimana vi parlerà. Ed allora noi siamo qui per documentarvi tutto questo, perché facciamo agricoltura di montagna, ma facciamo anche altre cose. Sigla. Siamo in Cadore, siamo a San Vito di Cadore, siamo con Matteo Fiori che fa tante cose, in questo caso però sfalcia i prati. Perché? Perché ci serve il foraggio per gli animali, un allevamento di cavalli, do una mano a mio nipote con il foraggio per le sue mucche a Cortina, e paesaggistica, paesi di turismo, è fondamentale riuscire a sfalciare e portare una decenza estetica all'ambiente. E poi il bosco avanza. Il bosco avanza, abbiamo un'altra branchia del settore dell'azienda che segue le pulizie boschive, per cui i recuperi ambientali per migliorare le condizioni idrogeologiche in loco del territorio, liberare più acqua possibile che vada giù nelle campagne del Trevigiano e della Bassa Bellunese quando siamo in siccità d'acqua, che non è quest'anno di sicuro. Ecco, torniamo al bosco. Il bosco forse la gente non lo considera completamente per le sue funzioni, è bello a vedersi, però il bosco dà molto, oltre a dare funghi, oltre a dare come posso dire, altri prodotti, ma soprattutto in questo momento dà energia attraverso il cippato. Ma adesso attraverso le nostre attività di recuperi ambientali produciamo appunto questo cippato, che sono scarti del bosco in realtà, e che vengono riciclati, vengono macinati e si mettono nelle centrali di cogenerazione per la produzione termoelettrica, per cui la possibilità di montare centrali in queste zone che ancora non ci sono, dove produrre energia elettrica e venderla ovviamente, per cui creare un reddito al sistema pubblico e produrre dell'energia termica che viene distribuita tramite il teleriscaldamento a dei prezzi decisamente molto più bassi di quelli che sono i costi. Queste attività, per esempio dello sfalcio del bosco, sono attività che costano, ecco, voglio dire, mi pare che anche lì il programma di sviluppo rurale vi dia una mano. Ma sicuramente sì, si riescono ad ottenere delle sovvenzioni da parte del PSR che ci aiuta con gli sfalci durante l'estate, con le pulizie boschive durante i periodi che non si fanno gli sfalci, e quindi è un grande incentivo per noi per continuare ad andare avanti. Grazie Matteo Fiori, buon lavoro e buona continuazione. Adesso noi continuiamo il nostro viaggio, immediatamente l'agenda del PSR e subito dopo andiamo a parlare di consumatori con problemi di mobilità ed orario. Vediamo. La Regione ha aumentato di 2,3 milioni le risorse per le domande di primo insediamento di giovani agricoltori, che passano a 32,3 milioni. Saranno così finanziate tutte le domande ammissibili. Il 30 settembre saranno approvate le graduatorie per la misura 211 del PSR Veneto. Si tratta delle indennità compensative per gli agricoltori delle zone montane. C'è ancora poco tempo per partecipare alle consultazioni sugli effetti ambientali del nuovo PSR. Il 25 settembre scade il termine per inviare le osservazioni. Eccoci qui amici e amiche di Tiraterra, siamo arrivati all'appuntamento con i consumatori, in modo particolare ai temi legati alla tutela del consumatore. Quest'oggi vogliamo parlarvi di trasporti, lo avete già capito, siamo in una stazione ferroviaria, siamo in provincia di Belluno e qui conosco per il nostro pubblico Renzo Peverelli, che è presidente ad hoc per la provincia di Belluno appunto, con il quale trattiamo questo problema, ahimè. Il Cadore ha sempre sofferto di trasporti ferroviari, ma diciamo che ultimamente in modo particolare soffre un po' di più. È così, Presidente? Allora, abbiamo due ordini di problemi. Uno è legato all'orario cadenzato e uno è legato a spesso di servizi che purtroppo si verificano in questa tratta. Lei mi sta dicendo che per una tratta che va dal posto dove ci troviamo a Padova piuttosto che Venezia ci sono anche 2 o 3 cambi da fare?
Addirittura sì, se noi vogliamo arrivare fino a Padova, a parte qualche soluzione che transita per Belluno, gli altri vuol dire passare per Conegliano, Venezia, quindi addirittura 4 treni, quindi oltre 3 ore di viaggio per raggiungere Padova. Concretamente che cosa avete fatto o che cosa state cercando di fare? Allora, noi raccogliamo ovviamente le segnalazioni degli utenti che sono arrabbiati e le portiamo avanti facendo presente a chi di dovere di queste problematiche. Senta, stiamo per salutarci Presidente, ma una domanda sorge spontanea. L'interlocutore che voi avete che cosa dice? È un po' latitante, vorremmo avere qualcosa di più, vorremmo avere più che altro delle certezze, che la ferrovia rimanga, che rimanga aperta e che dia un servizio. Allora possiamo dare una risposta vera ai cittadini per rimanere sul territorio. Questo serve il nostro contributo all'interno di Tiraterra. Se problemi voi avete, ci auguriamo no di questo tipo, rivolgetevi all'ADOC e alle altre associazioni che conosceremo con la nostra trasmissione. Intanto grazie al nostro Grazie a voi. Renzo Peverelli, vi ricordo presidente ADOC per la provincia di Belluno. Adesso la linea passa al nostro Mimo Vita e quando ci ritroveremo volteremo pagina, vi porto a scoprire le bellezze del nostro Veneto, in modo particolare quest'oggi il Parco regionale delle Dolomiti d'Ampezzo. A tra poco. E da Calalzo noi non potevamo non arrivare nella perla delle Dolomiti, ovvero a Cortina, anche se qua, vedete, non è che propriamente si vede molto. Allora, mentre Luca lavora, io lo disturbo. Questa che razza è questa vacca? Questa è una pezzata rossa, comune pezzata rossa. Mucca Simmental, normale, sì. È vero, una volta si chiamavano così, adesso non si dice più. Esatto. Allora, come mai sei deciso di restare in agricoltura, in zootecnia? Sempre avuto passione degli animali, mio padre aveva iniziato a costruire l'azienda, io ho finito di andare a scuola, ho deciso di intraprendere questa via. Per acquistare queste vacche come hai fatto? Ho avuto un sostegno in termini di contributi, 30.000 euro, sono riuscito a acquistare queste mucche, la struttura l'ha costruita mio padre, tutto quanto, le mucche grazie proprio a questo contributo siamo riusciti a prendere, poi abbiamo iniziato da subito a fare ungitura e quant'altro. Allora metti pure su la macchina per mungere, lei attende. Ecco, dopo che abbiamo munto 2 volte al giorno, il latte dove finisce? Finisce in una sala qui di fianco e ogni 3 giorni viene la lattebusche di Busca a prendersi il latte. Ecco, c'è soddisfazione facendo questa attività? Perché poi bisogna alzarsi presto la mattina. Sicuramente non è una vita molto facile, nel senso che abbiamo orari abbastanza tosti, tutti i giorni, sempre comunque Natale, Pasqua. Le orari cosa sono? Le 5? Gli orari sono le 5. Le 5 della mattina e le 6 del pomeriggio. Ogni 12 ore fisso sempre, febbre, non febbre, mal di pancia o no, andiamo avanti. Lui ha avuto un finanziamento sulle misure agroambiente e sulle misure pastorale e miglioramento della tutela del paesaggio e continuiamo col nostro programma e subito dopo restiamo qui a Cortina perché non possiamo parlare delle Dolomiti e in particolare del Parco delle Dolomiti Bellunesi. Vediamo. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Eccoci di nuovo assieme per la parte conclusiva della nostra trasmissione, spazio che dedichiamo alle bellezze naturali dei parchi della regione del Veneto. Di puntata in puntata noi vi facciamo vedere quanto il e che purtroppo ancora non conosciamo pienamente. Saluto quest'oggi il direttore del Parco regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, Michele D'Apozzo. Noi ci troviamo a Malgarastua, siamo a 7 km circa sopra Cortina, siamo a 1700 metri, per respirare che cosa, direttore? Per respirare aria di natura, siamo nel cuore del parco, questa è una zona vissuta da 1000 anni dai regoglieri di Cortina, ma allo stesso tempo ricchissima di bellezze naturali proprio perché la loro gestione è stata sostenibile nel tempo.
Qui alle spalle della Malga abbiamo un bosco secolare di abete rosso, e più in alto abbiamo delle foreste al limite superiore del bosco di pino cembro che sono anche di 400-500 anni, quindi spettacolari, monumentali. E siamo in una zona molto ricca di biodiversità e anche di fauna. Direttore, però noi possiamo dire a questo punto della nostra trasmissione che questo è uno spazio aperto anche a chi vuol venire fin qui a gustare sì tanta bellezza, ma anche c'è modo sostenibile per vivere un turismo non di massa, ma decisamente che riesce a scindere i luoghi e riesce a cogliere i lati positivi. Per rendere più fruibile il parco e la natura, oltre alla sentieristica, noi curiamo molto anche gli aspetti divulgativi, gli aspetti culturali, perché certamente un turista colto e che viene a visitare le Dolomiti d'Ampezzo più conosce questi patrimoni e più è anche portato a rispettarli. E noi questo vogliamo fare con la nostra trasmissione, portarvi a conoscenza di questi luoghi che ahimè non tutti conoscono. Grazie a Michele D'Apozzo, vi ricordo direttore del Parco regionale delle Dolomiti d'Ampezzo. Noi ci fermiamo qui, il tempo a nostra disposizione è concluso. Saluto Mimmo Vita che ha condotto Tira Terra con me e naturalmente tutti quanti voi che l'avete seguita. Arrivederci.